Alle nostre spalle una delle piazze più iconiche della Lessinia, della grande Lessinia. Siamo con il sindaco Claudio Melotti di Bosco Chiesa Nuova e con il sindaco abbiamo la possibilità intanto di chiedergli, mi tolga una curiosità sindaco, ma questa benedetta, grandissima, splendida colonna, ma è vero che è così storica? È verissimo, perché, come è rilevabile dalla data, il monumento è stato eretto nel 1855, primo monumento dedicato alla Madonna Immacolata, eretto prima anche di quello famosissimo di Roma, dove tutti gli anni il Papa va a pregare, per cui questo è un nostro primato che nessuno ci può togliere. Siamo qua per parlare del finanziamento di Galbaldo Lessinia, che voi peraltro avete adoperato, utilizzato con una funzionalità territoriale diffusa, come si suol dire, con un museo vero e proprio. Di che cosa si tratta? Sì, noi proprio qua alle spalle della piazza abbiamo il Museo Etnografico della Lessinia, che è un museo che si sviluppa in questo che è il fabbricato principale, è anche un museo diffuso, nel senso che ci sono altri siti, in particolare il Baito della Coletta, 2 baiti della Coletta e la Giassara del Gries, dove partendo da con un percorso ideale che parte all'interno del museo, dove è possibile avere già un indirizzo sull'architettura della Lessinia, sulle tradizioni, sul mondo agricolo che abbiamo lasciato negli anni, ci si sposta poi in questi fabbricati, dove è possibile verificare proprio come era una volta, per esempio, il baito dove veniva raccolto il latte e prodotto il formaggio, piuttosto che la Giassara del Gries, che rappresenta l'industria del ghiaccio, che una volta veniva immagazzinato durante l'inverno e poi spostato a Verona durante l'estate. Tanto è vero che quei fabbricati lì, quelle giassare lì, sono accatastate come fabbricati cioè come fabbricati industriali. Avete visto una sentieristica molto ben tabellata, rispettosa non solo dell'ambiente ma anche della proprietà privata, con tutta una serie di iniziative che vanno, a implementare ancora presso il mondo turistico, verso il mercato turistico, le nostre peculiarità. Claudio Melotti ci fa capire che la Lessinia non solo sopravvive, ma non ha mai smesso di vivere bene e anzi si rilancia come i grandi amministratori del presente e del passato hanno sempre saputo fare. Grazie signor Sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.